Agrigento, nella Valle dei Templi, a Casa San Filippo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento 412 a.C., il trionfo di Esseneto, atleta di Akragas e campione ai Giochi Olimpici, in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre. È stato presentato il programma delle due giornate in presenza del direttore del Parco della Valle dei Templi, Giuseppe Parello, e degli archeologi dell'associazione Paxtac TV, organizzatrice dell'evento, Laura, Danile, Zelia Di Giuseppe e Giovanni Virruso. L'anno scorso abbiamo sperimentato questa forma di racconto della storia attraverso modelli partecipativi che si sposano anche con le nostre iniziative di archeologia pubblica. Quindi ci sembrava giusto riprenderle, visto il successo che hanno avuto l'anno scorso, e attraverso la centralizzazione, diciamo, il racconto di quello che è stato l'evento più bello o più eclatante che ha interessato la città di Akragas, di Agrigento poi nel corso della sua storia, la vittoria nei Giochi Olimpici da parte di Esseneto. Per noi è un momento focale in cui si potrà rivivere la vita che si svolgeva in Akragas nel V secolo a.C., ma è anche un modo affabulatorio, anche emozionale, di poter rivivere la storia non solo attraverso i libri, ma partecipandovi attivamente. Dopo il successo riscontrato con la rievocazione dell'anno scorso, che ci ha portato 13.100 persone all'interno del Parco Valle dei Templi, e soprattutto ha creato una esigenza in città, quella di tornare a rivivere la storia, a sentirne odori, colori, proprio toccare gli oggetti del passato. Una richiesta trasversale dai piccoli, grandi, appassionati, studiosi, archeologi e non. Quest'anno abbiamo scelto come tema il V secolo a.C., quando la nostra città è stata protagonista di una vittoria ai Giochi Olimpici, che quindi ha reso la nostra città importante un po' ovunque, ed Esseneto, l'atleta akragantino che vince la corsa dello Stadion, dopo la seconda vittoria viene accolto ad Agrigento da una grande festa, ed è proprio a questa grande festa che vi invitiamo a partecipare sabato e domenica 6 e 7 ottobre in Valle dei Templi. L'ingresso è gratuito la domenica, mentre il sabato si paga soltanto il biglietto di ingresso alla Valle dei Templi. Non vogliamo svelarvi tutti i dettagli, comunque ci sarà una biga con 2 cavalli che porterà Esseneto in trionfo, e ci saranno più di 60 rievocatori come l'anno scorso, che tra pochi giorni intraprenderanno il loro viaggio da varie parti d'Italia per raggiungerci e unirsi a 2 associazioni di rievocatori siciliane che pian piano stanno crescendo all'interno di questo progetto e che saranno protagoniste insieme agli altri. Il Consorzio Turistico Valle dei Templi partecipa all'iniziativa, è partner dell'associazione Past Activity in questa grande manifestazione. Invitiamo tutti ad essere presenti, ma in maniera particolare stiamo attivando tutta la filiera turistica, quindi ristoranti, alberghi e una cosa molto importante, abbiamo fatto avvicinare le Ferrovie dello Stato come partner dell'iniziativa. Le locandine, la comunicazione, la promozione di questo evento è su tutte le stazioni in Sicilia e su tutti i treni in Sicilia, per cui da oggi in poi lavoreremo ancora di più per dare un segnale che Agrigento, tutta la filiera turistica è sana e che vuole operare, vuole lavorare nel migliore dei modi al servizio di tutti coloro che vogliono venire a visitare questa splendida città.